10:49. Microfono a Giorgio Martino per la cronaca registrata della prima frazione. E subito un aggiornamento, è arrivato Claudio Corti ed ha stabilito il miglior tempo, 10 minuti 34 secondi, quindi è stato scavalcato il francese Finazzi che finora aveva guidato la classifica provvisoria con il tempo di 10:40, 10:34. Al primo posto c'è dunque il campione d'Italia Claudio Corsi. Dopo Corti abbiamo Finazzi, Giupponi. Queste sono le immagini della tappa di questa mattina. Ecco il punto in cui Breking è andato in fuga con Roberto Pagnin. Pagnin che sta attraversando un momento felicissimo, momento in cui in pratica si sente sempre di poter essere protagonista. Anche oggi ci ha provato, è stato l'iniziatore con Breking di questa azione di fuga che poi ha portato l'olandese alla conquista della frazione e anche della maglia rosa. Finché ha potuto Roberto Pagnin ha retto, poi nella parte finale, quella più aspra che portava agli 800 metri della conclusione di San Romolo, dove c'era anche il primo dei traguardi del Gran Premio della Montagna, Eric Breking, un 23enne, in pratica il suo primo vero successo importante, vince davanti al compagno di squadra Phil Anderson e al terzo posto lo scozzese Robert Millar, 3 uomini della Panasonic, e poi Stephen Roche precede il gruppetto dei migliori con la ex maglia rosa Roberto Visentini. Ecco insomma l'impressione dell'ordine d'arrivo. Vi ricordo comunque Breking con Breking al secondo posto abbiamo Phil Anderson, mentre poi c'è Miller, Roche, Vinnen, Lejarreta, Rominger, Baron Kelly che è il primo degli italiani con un ritardo di 19 secondi, poi Visentini ugualmente, Skoda, Corti, Bauer, Argentin, Caritu. Ecco l'ordine d'arrivo che viene completato con gli altri piazzamenti fino al 20° posto, il momento in cui Eric Breking diventa anche il leader della classifica indossando la maglia rosa. Nato a Ruden in Olanda, come dicevo nel 64, professionista dall'85, non ha vinto grosse cose, ha dei discreti piazzamenti, un secondo posto nell'Étoile des Espoirs, poi